Nell'ambito delle iniziative del 25° anniversario dell'istituzione del Parco Letterario Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos, il giorno dopo la tavola rotonda si è svolto il viaggio sentimentale, il Caos, con Francesco Naccari, Maurizio Frattaggi, Francesco Porretta, un evento che ha avuto un ampio riscontro alla presenza non solo di tante autorità cittadine, ma di vari appassionati del drammaturgo agrigentino Luigi Pirandello. A causa di questa grande moria, mia madre mi mise al mondo prima del tempo previsto, in una campagna solitaria e lontana dove si era rifugiata. Un mio zio quella notte andò con un lanternino in mano in cerca di una contadina che aiutasse mia madre a mettermi al mondo. Ma mia madre si era già aiutata da sé ed io nacqui prima che questo mio zio tornasse con la contadina. Raccattata alla campagna la mia nascita fu scritta nei registri di quella città situata sul colle, tra i tanti che morivano giornalmente in quell'anno. Uno che nasceva era come una correzione da prendere tanto più a conto quanto più insufficiente e meschina era. Ma è pur vero che la mia nascita per gli altri era cosa certa, che non potevo nascere altrove, ma dovevo nascere lì e non potevo nascere né prima e né dopo. Dunque io sono figlio del caos, e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché sono nato in un intricato bosco della campagna di Girgenti, chiamato Cavusu dagli agrigentini, una corruzione dialettale dell'antico vocabolo greco, xaos. Tranquilli, è normale che accadano queste cose qua dentro di notte, per eventi speciali. Io vi avverto, che se voi vedete la vita ancora dentro i limiti del naturale e del possibile, qua non ci capirete nulla. Noi siamo fuori di questi limiti, per grazia di Dio. A noi basta immaginare e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che una cosa sia in noi ben viva e si rappresenta da sé per virtù spontanea della sua stessa vita. La casa si mette ogni notte per eventi speciali, così, in musica e in sogni. E i sogni a nostra insaputa vivono fuori di noi per come ci riesce di farli, incoerenti. Ci vogliono i poeti per dare coerenza ai sogni. Non bisogna più ragionare. Qua si vive di questo, privi di tutto ma con tutto e niente per noi, ricchezze indecifrabili, ebollizioni di chimere, le cose che ci stanno intorno hanno senso soltanto nell'arbitrario in cui per disperazione ci viene voglia di cangiarle. Disperazione a modo nostro, badiamo, ma sì, siamo pigri, seduti contempliamo enormità mitologica, normalissime, visto il genere della nostra esistenza. Udiamo voci, risa, vediamo sorgere incanti che ci rimangono scomposti negli occhi, avvacinati dal troppo sole di questa isola. Ma scusate, perché siamo qua? Siamo qua per raccontare la vita del nostro Luigi Pirandello. Raccontarla rimanendo su quel filo sottile che divide la realtà dalla fantasia, cioè la vita reale di Pirandello con quello che poi lui racconta nelle sue opere e quanto c'è nelle sue opere della sua vita reale. Il colera, che già era in molti posti della Sicilia, arriva anche qua a Girgenti. Stefano, avendo la moglie gravida, per paura che prenda la malattia, la porta in questa campagna solitaria, dove non c'è nessuno, e la lascia qui, la moglie con i 2 bambini. Lui se ne va a altri affari, commercio in giro per la Sicilia, ma si ammala, viene contagiato, ma non torna in casa, si ricovera presso dei parenti, ed è vivo per miracolo, Infatti dopo un mese finalmente guarisce e ritorna in casa. Ma la moglie appena lo vide, lui non se ne è reso conto che non solo era dimagrito, ma era proprio stracangiato nel viso. La povera donna appena lo vide nemmeno lo riconosce più e si spaventa. E 2 notti dopo, a causa di questo spavento, mette al mondo Luigi Pirandello prima del tempo previsto, di 7 mesi.
Un antico proverbio recita: figlio settimino o diavolo o padre. Questo già è uno dei primi casi in cui la povera donna si spaventa, e chissà perché ogni volta che la donna si spaventa succede qualcosa a Pirandello. In questo caso nasce prima del tempo.